I legami tra Sicilia e Tunisia, si sape, hanno stato sempre forti. Ma non tutti sanno che quando la Sicilia conosciù per la prima volta in tutta la sua storia il fenomeno delle migrazioni, cioè dopo la sua annessione allo Piemonte e l'unificazione italiana, i siciliani non emigrarono solo verso l'America, ma magari verso la più vicina Tunisia. Il professore Alfonso Campisi, fondatore della prima cattedra Talumunno di lingua e cultura siciliana all'Università di La Manuba di Tunisi, e il regista Marcello Bivona stanno lavorando a un film che parla proprio di questo fenomeno emigratorio. Stupor-Mundi presenta in anteprima, in questa puntata, alcune immagini di questo docufilm indipendente, intitolato Siciliani d'Africa, Tunisia, terra promessa. La storia dei siciliani di Tunisia e della lingua parlata dalla comunità siciliana di Tunisia non è stata mai oggetto di studio. È stata sempre una storia di cui poco si è parlata e soprattutto è stata forse mal raccontata. 4 anni fa è nata la Cattedra Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo di culture e di civiltà, che è la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana, cattedra universitaria, che ha sede presso la Facoltà di Lettere dell'Università della Mannuba, dove appunto gli studenti in italianistica, i master in italianistica, studiano anche la lingua e la cultura siciliana. La 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 la. Vedremo cue di viaggi può presentarsi in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, mia madre, miei padri e i miei 2 fratelli. Ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana deve sapere almeno uno o 2 dialetti. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mio gatto e mio cane. Sono la figlia unica, non ho né frati né sorelle. A me mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lingua per parlare con loro. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella. Mi piace pure la cultura siciliana. Quello è il Capo Bon, la punta della Tunisia che protende verso l'Italia. In quella direzione, in certe giornate di vento particolare, riusciamo a vedere anche l'isola di Pantelleria. È a 60 km da qua. E quella è la direzione dalla quale i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri grandi vecchi arrivavano su queste sponde con i loro barconi da perfetti clandestini, come avviene oggi nella parte contraria. Che va a raccontare la storia nostra, la storia di tutti i siciliani che vennero qua nell'800 in Tunisia. Ne eravamo poco, eravamo 130.000 siciliani qua, quasi tutti siciliani al sud della Sicilia, a parte la Tunisia. Erano tutti pescatori, erano tutti agricoltori. Vennero qua i siciliani, i grandi siciliani, scrittori, poeti, vennero qua tutti, c'era un po' di miseria, vennero qua a cercare lavoro, a cercare un pezzo di pane. E cominciano da così. Persone di grande valore,
tutti i siciliani di Tunisia, che sono vissuti più vicino ai tunisini che ai francesi, e quella era la realtà. E i nostri nonni non avevano né il tempo né la capacità di raccontare la loro storia, perché per loro sono venuti a trovare il pane, dare a mangiare ai figli. Tutti lo dissi che dai a lasciare, meglio la morte e non che sto dolore. Aïe 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 aïe. Il y avait un moment où les Siciliens avaient un complexe énorme vis-à-vis des Français. Tu sais, Français et Italiens, ça n'allait pas très bien ici. Pour les Français et les Italiens, c'était zibola, c'était rien du tout, c'était les pauvres. Et quand dans la corporazione dell'ambiente dei siciliani, quando qualcuno voleva diventare francese, mamma mia, carne venuta, sacco svuotato, tous les injures du monde. Et comme mon père, il s'est fait français en 1949, tous les Siciliens lui ont fermé la porte. Mon père, il était industriel de pâtes, il fabriquait des pâtes. Plus personne n'a acheté des pâtes chez ma grand-mère. Dunque, il siciliano io lo parlo a seconda, io mischio molto, perché qui è un paese dove uno parla una lingua che non è una lingua, non voglio dire pura perché non mi piace l'espressione, ma non è che uno comincia in francese e finisce in francese o in italiano e finisce in italiano, ammisca assai. A me piace molto, e questo diverte molto i miei amici, quando parlo in italiano soprattutto metto parole siciliane in mezzo, cioè secondo me certe cose vanno dette proprio nella propria lingua perché rendono di più, perché veramente rendono l'idea. Signora, lei si ricorda la festa di San Giuseppe, com'era? Come preparava questa festa? Preparavo San Giuseppe, mettevo un batavo, facevo a pignolata facevano la croce, corone, facevano i spiggi, i cassati, le sfogliatelle, le cannola. Facevamo a forza di cardona selvaggia. Allora, per esempio in casa, come si parlava in casa sua? Siciliano, francese? Siciliano. Sempre siciliano? Sempre. Sono mai stato... I ragazzi parlavano francese. Ah, Viaggio parlava in francese? Sì. E suo padre e sua madre? Non ci avevano a parlare francese. Parlavano siciliano. Parlavano siciliano? Sì. E quando venivano fuori per accattare cose, come facevano? Che mano, si spiegavano. مكتوب يا مكتوب مكتوب يا مكتوب عذابي شلخر يا مكتوب. La comunità siciliana in Tunisia ha lasciato anche tracce nella lingua tunisina. L'altro giorno ero con un amico tunisino al centro della Medina e anziché dire glace per gelato ha detto gelat e limonat. La comunità tunisina in Sicilia è anch'essa molto presente, ben integrata, pensiamo solo alla comunità di Mazara. D'altra parte i tunisini sono stati coloro i quali sono venuti in Sicilia e sono rimasti per 2 secoli e mezzo, proprio partendo da Sus e arrivando a Mazara, ed è ovvio che i 2 secoli e mezzo siano presenti ora nella nostra cultura siciliana, nella nostra lingua, nelle nostre città. Io stesso vengo da una cittadina che si chiama Favara e che deriva dall'arabo fawar, cioè sorgente d'acqua calda, ma basta andare a Palermo, al stesso Agrigento, col quartiere Bibirria, Porta del Vento, l'isola di Pantelleria, e nel nostro dialetto noi non diciamo poveretto, ma diciamo mischino. Sono impastate col miele, con la cannella, col chiodo di garofano, sono impastate e così via. Rimane un dolce di fico, rimane un cosa ruce di fico. La 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 la